Eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora ospite con noi in studio Giorgio Sbrissa, che è l'amministratore delegato di ENAIP Veneto, importante ente di formazione, con il quale stiamo affrontando nel corso di alcune conversazioni un paradosso che si sta registrando. Vale a dire, comunque la si pensi, i dati li si può interpretare in tante maniere, insomma, ma un po' di ripresa c'è, le opportunità di lavoro ci sono, ma anche a leggere i comunicati recentemente delle associazioni industriali, il paradosso è che ci sono i posti di lavoro ma non si trovano i lavoratori, o perlomeno domande ed offerta non collimano. A questo ci aggiungo un altro dato. In una conversazione di qualche tempo fa con il portavoce del tavolo della moda emergeva il fatto che nel settore moda sono stati espulsi in anni recenti, si dice espulsi, sono stati licenziati in anni recenti circa 2600 figure professionali. Oggi le cose sono fortunatamente cambiate, avrebbero bisogno di riassumere queste persone, ma insomma pare che si siano un po' acquietate e che vivano questi 2 anni di disoccupazione, grazie evidentemente al sussidio di cui godono, anche come un periodo di ferie. Il problema è che quando terminerà l'indennità di disoccupazione, o come adesso si chiama, ma insomma quello è il principio, non è detto che le condizioni possano ancora esistere. Allora, cosa sta succedendo? Partiamo da una domanda semplicissima. Come mai c'è questa discrepanza? Qualcuno dice che bisogna rivedere i centri per l'impiego. Ma a questa domanda è difficilissimo rispondere, tutti ci provano e tante volte troviamo poche soluzioni. Io ho una visione abbastanza semplice, ma anche un invito, per quanto possibile, a chi in questo momento è fuori dal mercato del lavoro. Cos'è successo? Nel nostro paese, nell'Occidente, sappiamo c'erano delle aziende che producevano in maniera semplice, dove l'apporto del lavoro della singola persona, pensate come si facevano le magliette una volta, ok, è entrato in concorrenza con sistemi dove il costo del lavoro era più basso. Le magliette abbiamo cominciato a farle in Marocco, in India, in Cina. Il nostro è un paese che fa lusso, usa tessuti di alta moda, richiede persone che sappiano veramente dare quel valore in più ai prodotti. E queste persone devono essere riqualificate. Quando noi diciamo che la moda, ma anche altri settori, hanno bisogno di persone, non sono le persone di prima. Sono le persone di prima con un qualcosa in più. Allora, rispetto a chi è a casa in questo momento, c'è una legge tremenda nel mercato del lavoro. Più sto distante dal mercato del lavoro, più avrò difficoltà a trovare un lavoro domani. Se sto a casa 3 mesi, ho poca difficoltà a ritrovarlo. Se sto a casa 6 mesi ne ho di più. Se sto a casa 24 mesi, quando mi presento in un'impresa, la prima domanda che ci si pone come datore di lavoro è: come mai è 24 mesi che non lavora? E questo è un problema, quindi accorciare i tempi in cui si sta fuori il mercato del lavoro. È una bella frase, tutti possono dire sì, ma dammi il lavoro. Certo. E so che questo può essere anche difficile. Cosa bisogna fare? Sicuramente nel periodo che passa da quando sono a casa del lavoro a quando troverò il nuovo lavoro, devo usare questo periodo in senso, scusatemi, lavorativo. Devo accrescere le mie professionalità e devo accrescerle per saper fare meglio il lavoro anche che facevo prima. Ho un lavoro diverso da quello che facevo prima partendo da quello che sapevo fare. Cosa vuol dire? Non ho le conoscenze, perché parliamo sempre del digitale, non ho conoscenze informatiche di base, comincio subito, immediatamente, a farmi dei percorsi formativi che mi diano la possibilità di accrescere queste competenze. Questa è una cosa importantissima. Abbiamo un gap fra quello che chiedono le aziende, cercano persone, e quello che le persone offrono. Primo, il gap c'è perché è sempre stato da noi, è difficile mettere insieme le due persone come informazione. La seconda cosa è quella che vi dicevo. Faccio un esempio banale, per esempio il settore della meccanica. Il settore della meccanica a noi è molto caro anche come ENAIP, perché ENAIP è il Veneto, prima e dopo ENAIP risulta è una regione dove la trasformazione meccanica è sempre stata una cosa fortissima, è un posto dove si fanno delle lavorazioni bellissime, siamo molto bravi complessivamente in Italia in tutto l'ambito della meccanica. Nella meccanica c'è un bisogno fortissimo, fortissimo di gente che sappia usare il controllo numerico e un altro invito è questo: guardate che chi lavora nell'officina meccanica oggi non ha la tuta blu.
Io ho tutto il rispetto delle tute blu perché le ho conosciute, le abbiamo frequentate tutti, ma oggi lavorare nella meccanica vuol dire avere un camice bianco, interfacciarsi con un computer, fare andare una macchina. Vuol dire anche mettersi le mani, fare saldare, piegare il ferro, fare anche altre cose. C'è un bisogno fortissimo in questo ambito. Come formazione professionale cosa assistiamo? Che primo, anche i ragazzi che vogliono fare il percorso si trovano in una situazione familiare, e mi rivolgo alle mamme e ai papà, dove dicono: ma cosa vai a fare? Cosa vai a lavorare nella meccanica? È meglio che tu faccia, non lo so, un altro percorso scolastico. Guardate che oggi la formazione professionale dà il diploma tecnico. Il nostro paese ha bisogno di tecnici e chi fa il tecnico è bravo, scusate anche questo aspetto venale che ci dimentichiamo, guadagna soldi. Guadagna più soldi di chi lavora nell'ambito anche dei servizi. E ha delle opportunità di vita fantastiche, perché questo lavoro lo posso fare da una parte e dall'altra in posti diversi. Lo posso spostare, posso spostarmi con queste conoscenze. E quindi l'invito è: il nostro paese ha bisogno di figure tecniche, il nostro percorso, i percorsi che noi facciamo come ENAIP Veneto garantiscono questo. Io lo dico anche come ENAIP Veneto, ma ci sono anche altri soggetti. Adesso c'è il momento anche delle iscrizioni. A molti ragazzi, a molti genitori dico: guardate, che un percorso nell'ambito della meccanica, per esempio, è un percorso che nella vita dà soddisfazioni e permette di conseguire il diploma. Poi se uno vuole può fare ulteriori percorsi e domani diventare anche ingegnere meccanico. Da noi i percorsi non sono sempre lineari, ma un diploma tecnico è una cosa che vale. Chi è a casa? Ci sono dei percorsi oggi finanziati dalla Regione del Veneto. La nostra regione è, io lo dico sempre anche con orgoglio, viviamo in un posto dove la regione ha un'attenzione incredibile per queste cose. Dà ai propri cittadini in Veneto la possibilità di frequentare percorsi formativi dove la regione mette i soldi. Siete a casa, adesso c'è l'assegno per il lavoro, siete in situazione di disoccupazione, andate ai centri per l'impiego, non andate all'ENAIP, andate ai centri per l'impiego. Ci sono tutta una serie di cataloghi, vengono definiti così, di opportunità di fare dei percorsi formativi che vi permettono di rientrare sul mercato del lavoro, con quelle professionalità che oggi le imprese cercano. Questo è quello che sta succedendo, quindi non perdete tempo a stare a casa fermi, investite questo tempo in percorsi formativi che gli sbocchi occupazionali ci sono, ripresa ce n'è, richieste ne abbiamo tantissime in settori anche diversi, ovviamente oggi vi parlo della meccanica, possiamo parlare anche di altri settori, ma c'è un bisogno di tecnici fortissimo. Lei è rappresentante della formazione professionale anche in ambito europeo, all'estero come va? Ma guardate... Il problema è analogo? Il problema è analogo all'estero. All'estero è stato affrontato il bisogno dei tecnici in maniera molto forte, poi ogni Stato membro ha scelto politiche diverse, ma la sostanza non cambia. Noi abbiamo una rappresentazione dell'estero dove l'estero funziona tutto e in Italia fa tutto schifo. Beh, insomma, guardate che io conosco benissimo la formazione professionale perché io sono presidente di un'associazione che rappresenta tanti altri enti di formazione professionale e sono, insieme ad altri presidenti, altri 5 presidenti, qual è il nostro compito? È quello di essere chiamati dalla Commissione che ci chiede qual è l'indirizzo che deve assumere dalla Commissione europea, quali sono gli indirizzi rispetto al mercato del lavoro che cambia e i bisogni delle imprese, cosa faremo noi un domani per la formazione professionale. Quello che noi assistiamo in Italia non è diverso da quello che succede in Germania, da quello che succede in Francia. La differenza per me è quello che vi dicevo prima, una grande differenza culturale. Il lavoro tecnico in Germania ha una dignità pari, superiore ad altre tipologie di lavoro. Chi lavora in un'officina meccanica, chi lavora, che ne so, nel settore dell'automotive, chi lavora nel settore della meccatronica, ha prestigio. Noi abbiamo passato tanto tempo nel nostro paese a pensare che alcuni lavori valessero di più e altri valessero di meno. Anzi, abbiamo anche, e continuiamo a pensarlo, e questo non va bene per il nostro paese, che alcuni lavori siano degli uomini e alcuni lavori siano delle donne. In un'officina meccanica in Germania, in Olanda, in Francia, è normalissimo vedere tante donne quanti uomini.
Da noi questa idea non c'è perché è ancora un retaggio storico probabilmente nostro che va superato e legato all'idea del lavoro. Io capisco che ci siano dei lavori fisicamente pesanti dove le donne potrebbero avere degli svantaggi, ma oggi parliamo di lavori dove non è che spostiamo tonnellate con le mani. Grazie, io concluderei qua perché mi piace l'appello finale, visto che anche il tempo delle scelte, credo che la formazione professionale sia un settore da guardare con rinnovato interesse, anche perché, questo chiedo una conferma, insomma, i dati di assunzione di chi esce dai corsi di formazione professionale sono assolutamente positivi. Beh, guardate, altrimenti rischiamo di andare sempre a incentivare la cosiddetta disoccupazione intellettuale, insomma, si ha la laurea e poi non si trova il lavoro. Io parlo per i ragazzi che escono dalle medie, i percorsi della formazione professionale, i 4 anni che portano al diploma, uno arriva al diploma e noi solo a Padova in questo momento abbiamo 55 domande in evase, 55 imprese che domandano ragazzi e 55 ragazzi che non abbiamo. Se la scelta è voglio fare questo percorso perché vado a lavorare, la probabilità del lavoro è l'80%. Finito il percorso di diploma, dopo un anno per l'80% sarà occupato. Credo che più di così non è un dato altissimo. E comunque studiare si può sempre nella vita. Grazie a Giorgio Sbrissa, che ricordo essere l'amministratore delegato di ENAIP Veneto, importante ente di formazione professionale. Grazie a tutti. Grazie, alla prossima.